Siamo con il regista Massimo Emilio Gobbi, candidato alla presidenza della regione. Noi pensavamo fosse uno scherzo, invece martedì presenta alla Corte d'Appello di Venezia. Che cosa presenti? Presenti le liste? Presento la mia elezione a candidato a governatore del Veneto. Ci sono intanto le liste. Certo, su 7 province come per legge, e per cui martedì in Corte d'Appello ci andiamo. Parliamo un po' di quello che è il tuo programma. Eh? Il tuo programma, ovviamente. Il programma, logicamente, lo sai, autostrade gratis, te l'ho già detto una volta, te l'ho già, Ma ripetiamo perché te l'ho già raccontato altre volte. Comunque il programma è autostrade gratis in tutto il Veneto, e ci sono le cose che gli altri non fanno, perché credo che anche la legalizzazione di qualcosa che oggi è illegale. potrebbe esserci anche la legalizzazione della marijuana, esempio. Fa parte di uno dei punti del programma. Comunque i punti del programma sono oltre 10, per cui c'è tutto un programma, ma io non lavoro sui programmi, perché sai perché? Perché è 20 anni che parlano e fanno programmi, cioè è 20 anni che tutti quelli che si candidano, quelli che vengono candidati, ok? A parte che sono le 2 di notte, tu mi becchi sempre nelle ore, diciamo, dove Nelle quali si scrive il programma. sì, sì. Tutti quanti parlano sempre di programmi. Io non parlo di programmi perché sono stanco di questa politica obsoleta, vecchia, retrograda, cioè chiamala come vuoi, capito? I programmi sono importanti perché la gente vuole sapere cosa si fa. Sì, i programmi sono importanti, però io non voglio raccontare le solite balle, no? Cioè, ci troviamo di fronte a gente che continua a raccontarci le balle, la bandiera di San Marco, diciamo, si presta attraverso giochi paradossali, quando vedono un politico, cioè il politico praticamente rincorre questa bandiera, no? Di San Marco. Io invece sono un po' diverso da questa storia. Tu comunque ti sei un po' appassionato alla bandiera di San Marco. Ma io mi sono appassionato logicamente perché dopo che ho fatto il film, quando mi dicono ma tu cosa ne sai, io non posso sapere assolutamente niente, ma io dico i vecchi, diciamo, i governatori che sono stati governatori del Veneto, cosa hanno fatto? Cioè, cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Erano quelli che dovevano cambiare il Veneto, no? Giusto? Cosa hanno fatto? Cosa stanno facendo? Cioè, adesso c'è Zaia, c'è la Moretti, che sono i due leader, i due candidati, diciamo, che hanno il 90 possibilità su 100 di diventare governatori del Veneto, no? E poi ci sono tutto il resto che non sono praticamente d'accordo tra loro, si scannano tra loro, mi faranno la guerra anche a me, è normale, no? Tu pensi di avere qualche possibilità di essere eletto? Eh? Pensi di avere qualche possibilità di essere eletto? Ma certo, altrimenti non lo farei. Allora, questo 90% si abbassa subito? Cioè, io parto da outsider, come dicono in America, no? Parto con nessuna, proprio zero probabilità, ok? Però ci provo, no? Chi lo sa? Per me, anche se prendo, ti faccio un esempio, il 0,0,0 è sempre 0,01, diciamo, è sempre successo perché adesso sono a zero, per cui Le autostrade gratis, come si finanziano? è Le autostrade gratis, come si finanziano? molto semplice con gli sponsor, molto semplicissimo. Le autostrade gratis è una cosa più semplice di quanto tu possa pensare, ma non ci sono solo le autostrade. Sponsor, cosa ci guadagnano gli sponsor? Ma la cartellonistica autostradale, diciamo, Benetton stesso, quelli che si fermano a consumare sui motogrill consumano, no? Ci sono le autostrade gratis. È la prima cosa che io vorrei fare. E poi mandare a casa tutto il resto, insomma. Cioè, mi sono rotto di cuore. Sul Mose? Sul Mose, cosa vuoi che ti dica sul Mose? 5 miliardi di euro spesi. Sai, questa è la verità del Mose, ma
non c'è solo il Mose, Adesso hai visto Banca del Veneto, cos'è? Banca, cos'è? Banca, lì c'è un'inchiesta. Veneto Banca, cioè, Montepaschi Siena, cioè, io secondo loro sarei il male, no? Giusto? Io credo che, io vorrei che il Veneto poi è fatto da 4.853.000 abitanti, no? Non è che io sto a guardare, diciamo, i 1.000 persone che ha legato, le 1.500 che ha Morosin, le 2.000 che ci avrà abusato. Non è questi numeri che a me interessano, cioè voglio dirti, mi dà noia vederli staccati tra loro, cioè che non sono coesi, questo mi dà noia. Certo che io guardo altre cose, guardo il Veneto in sé, la possibilità di avere diciamo un elettorato di un certo tipo, cioè che non hanno il prosciutto sugli occhi, fargli capire che la bandiera di San Marco non è che si presta diciamo, a fare il pompino al primo politico che arriva qui e tutti quanti sono là con le bandierine e poi alla fine se decidono di fargli fare il pompino, gli fanno fare il pompino, non so se ci siamo capiti. Cioè, uno dei doge che ha tradito all'epoca è stato messo sul legno e gli hanno tagliato la testa, capisci cosa voglio dirti? Cioè, ecco, io faccio parte di un elettorato eretico, se vogliamo chiamarlo, di un elettorato duro, no? Allora, tu sei un outsider, però si dice che tu abbia un grande vecchio dietro di te. Chi è? Si dice che tu abbia un grande vecchio dietro di te. Chi? Sia un grande vecchio. Così si dice. Si dice che io abbia un grande vecchio. Ma è un'avventura questa che sicuramente non sono solo, è normale, no? Certo, ma un grande vecchio cosa significa? Una persona di esperienza. Ma se vogliamo chiamare un grande vecchio, un mio amico magistrato, ex magistrato che ha 80 anni, cioè grande vecchio non è Licio Gelli, cioè voglio dire, cioè, certo che ho delle persone di sagge che in qualche modo mi danno un input, io non sapevo niente, non capivo niente, cioè, logicamente hanno un po' sposato la mia vena artistica, se vogliamo chiamarla vena artistica, no?